Facciamo adesso. Ecco, al pianoforte il maestro Vittorio Cataldi, grazie. Al basso, ecco, ma quanti applausi, ma che bello, ma la Napoli è sempre la nostra bella città, c'è poco da fare. Al basso abbiamo detto Carlo Sparano, eccolo qua. Alle percussioni, due Johnny Depp, dovete sapere che è proprio così. E ancora alla batteria Gianluca Mirra. Quanto è bello, che bel giovanotto. E al sax Giuseppe Di Colandrea. Cioè, scusami, vuoi che lo presenti io o lo vuoi fare tu? Beh, lo presento perché ormai è una battuta che il mio pubblico conosce bene. E allora vedi che te l'ho servita sul piatto d'argento. È un mio parente stretto, ma proprio strettissimo. Beh, siamo in famiglia, ce lo diciamo per chi non lo sa. È il mio figliolone al mandolino, Adolfo Trongo, quanto è bello. E dopo questa bellissima dichiarazione d'amore della nostra bella Gloria Greco, io chiamerei ancora qui una volta accanto a me Giuseppe Giorgio, eccolo qua. Lo cogliamo con un forte applauso qua. Anche a lui, perché grazie, visto che stasera grazie, applaudite pure, ne dispensate veramente tanti e mi piace lavorare a Napoli, perché veramente siete un pubblico calorosissimo, vero Giuseppe? Ma sicuramente il pubblico napoletano, al di là di quello che si possa dire, è sempre calorosissimo e preparatissimo. È vero, e noi invece per quanto riguarda la storia eravamo rimasti, è vero, alle audizioni, però io ti voglio fare un'altra domanda. Eccomi qua. Quali furono i grandi interpreti? Questa è una bella domanda. Anche questa è una bella domanda, dai. Durante la grande epopea delle audizioni di Piedigrotta, che durò, come abbiamo detto, dalla fine dell'Ottocento fino al 1950, quando poi nel 52, nel 51 e nel 52 arrivarono dapprima il Festival di Sanremo e poi il Festival di Napoli. Beh, fu un'epopea ricca di stelle e di grossi personaggi della canzone che poi sono passati alla storia. Abbiamo detto prima, tanto erano l'importanza delle case editrici musicali ed era direttamente proporzionale, per così dire, all'importanza degli interpreti. Ogni audizione, diciamo, generalmente aveva più o meno 10 interpreti, però c'era una prerogativa. L'interprete più bravo arrivava durante una serata a cantare persino 4 canzoni e qualche volta anche più. Beh, fra questi grandi interpreti arriviamo al punto, c'è sicuramente da ricordare la grande Anna Fouché, c'è da ricordare l'immensa regina degli emigranti, Gilda Mignonette, Elvira Donnarumma. E poi, come abbiamo detto prima, le audizioni di Piedigrotta non erano unicamente riservate alle canzoni napoletane, ma anche a quelle italiane, quindi grandi interpreti nazionali tipo Carlo Buti. E c'era Roberto Ciaramella, famoso, anche legatissimo alla interpretazione delle canzoni da sceneggiata, e così via negli anni, fino ad arrivare in anni più moderni, fino a giungere agli anni 40, dove i grandi interpreti delle audizioni di Piedigrotta furono tra gli altri il grande Nino Taranto e il grande Mario Pasqualillo. Eccoci qua. Io ho ancora altre domande. Mi raccomando, non andar via. Cercherò di essere preparato. Bene, a dopo, bene. Buonasera. Concediamo per adesso il nostro Giuseppe Giorgio e quindi note, musica, ancora musica per la grande voce di una grande interprete. Lei è Ilva Primavera, eccola qui. Buonasera a tutti e buone feste. Ilva che ci farà ascoltare una canzone straordinaria che è Serenata Napolitana Del grande Salvatore Di Giacomo e Costa. Ilva Primavera. Grazie.
dimma che pensa stata sola diretta stillastra, faccia muri d'impetta stampata, vega l'ombra che stombra sei tu. Freschi a notte una luna d'argento, sagno in cielo che bianca diventa, e un sciapo ogni tanto d'oriente, senza stagia si sente passare. Ma che notte, ma perché non t'affaccia? Ma perché me ne caccia? Lì senza manca parlare, ma c'è sta spina e ci crede, ci spera. Catarino mio vera, tu contenta non sei. Catarì melassata, tutto insieme a st'amore frenuta, tutto insieme a sciva tanata, m'è inchiantata e mi dita bambini, e a chi stato che mo tu bene, anni scerati l'aspetta, ma chi stato stasera non viene, e mai più tutti chi verrà. No, non viene, l'ho già vista pastrata, con accorgunata, e renno parlava di te. Tu sei stata traduta, tu sei stata lassata, tu sei stata inchiantata, pure tu, Catarì, tu contenta così. Catarì, tu contenta non sì. Ilva Primavera per voi questa sera qui. Grazie Ilva. No, aspetta. Va bene. La statuina anche per te, non ti stavo mandando via, ti volevo donare questa bella. Che bella. Ti piace? Prima Bellissima, commentavamo sono questa. felice È e vero? penso, signori, facciamo una promessa. Io ho detto al Antonio De Luca che forse ogni mese potremo essere qui. Voi ci sareste? Promesso! Allora facciamo una promessa, tutti qui periodicamente, perché questo teatro è stupendo, stupendi sono tutti i musicisti e lei in particolare. Grazie. Grazie tante.
Grazie, grazie, grazie. Ecco, è giunto il momento di una bravissima cantante. Lei è biondissima. Ecco, forse quando la vedete sicuramente la riconoscerete perché lei è Patti De Martino. Eccola qua. Buonasera, buonasera. Ciao, ciao a tutti quanti voi. Un bacio. Buonasera, Buonasera. Patti. Ciao. Allora, facciamo una cosa, Patti. Dimmi. Mentre tu stai lì, io di soppiatto ti passo un attimo davanti, come non si dovrebbe fare mai. Ecco qua. Ecco, grazie Carmine per il leggio. Ecco, che canzone ci fai ascoltare questa sera? A gelosia. A gelosia, Patti De Martino. Tu non hai colpa è tutta mia, ma come fui che te m'innamorai? Non c'è s'amore senza gelosia, però sta gelosia fa male assai, ma come fu che te m'innamorai? Dammi un po' che punto via, sino d'amore di do cordina, e mentre sto dormendo una sonnechina, ma sonne di vasa, sti belli mani, tanto vorrei agare buona malata, quando sapesse che t'ho perduta, ma non vorrei sapere che mi ingannata, e insieme a nato tu non si partuta, e per non tornare più te ne si chiude. Dammi un po' che punto via, sino d'amore di do cordina, e mentre sotto me una sonnechina, ma sonne di vasa, sti belli mani. Vorrei sentire un applauso, tutti loro, grazie. Ma come fui che te m'innamorai? Dammi un po' che punto via, sino d'amore di do cordina, e mentre sto dormendo una sonnechina, ma sonne di vasa, sti belli mani. Grazie. Auguri, Ecco grazie. la nostra bravissima Patti, però anche tu non devi andare via perché anche per te abbiamo un cadeau. Eccolo Grazie. qua che ti sta... No, non vedo chi ti porta il cadeau. Dove Accidenti. sta? Dov'è? Abbiamo perso Arriva? il nostro Carmine Rullo.
Carmine. Vogliamo fare un applauso ancora una volta a tutti i maestri d'orchestra, dobbiamo fare un applauso anche ai componenti del tuo gruppo. Vogliamo dire velocissimamente i loro nomi? Allora, Biagio, Mimmo il pianista, Sì? e Pietro. E un applauso. Benissimo, hai visto, abbiamo recuperato un po' di tempo, è Ecco arrivato qua. anche il nostro Grazie. Carmine Rullo con la statuina di San Gennaro. Grazie. Grazie Ciao. per essere stata qui con noi. E allora adesso è un momento sempre particolare di questo show, io così lo chiamo, perché è uno show dedicato alla cultura, alla tradizione, alla musica napoletana, un po' ecco, un viaggio all'indietro nel tempo. Ma per questo viaggio io ho bisogno di un grande personaggio, qui accanto a me il nostro Giuseppe Giorgio. Eccomi qua, grazie del grande personaggio. Mi fai sentire subito dopo Ferdinando IV di Borbone. Grazie. Accidenti, Sua Maestà. Senti una cosa, Dimmi, però sì. con questa tua bravissima Luana che porta San Gennaro a tutto, stasera È il santo, vero, secondo me farà un'altra volta il miracolo. È vero, è vero. Allora, abbiamo parlato di Sì. audizioni, abbiamo parlato di grandi interpreti e allora, con il Festival di Napoli? Il Festival di Napoli ha ancora qualche annetto. Io direi di parlare Sì. invece delle mutazioni, delle trasformazioni Giusto, è che ebbero vero. durante gli anni fino ad arrivare appunto al Festival di Napoli, È vero, che ci Giuseppe. riserviamo dopo. Bene. Ecco appunto le mutazioni che ebbero le audizioni di Piedigrotta. Beh, le audizioni di Piedigrotta, l'hai anticipato tu, finirono. Purtroppo venne a mancare il grande interesse per le audizioni di Piedigrotta appunto con la nascita del festival, con l'avvento del grande festival di Napoli. Ma già negli anni 40 e anche prima le audizioni di Piedigrotta cominciarono ad avere dei piccoli colpi, diciamo, non proprio positivi per la loro salute, delle piccole mutazioni, delle piccole trasformazioni. Le prime furono quelle relative all'abolizione del cosiddetto preambolo. Che cos'è il preambolo? Che cos'è il Chiedi? preambolo? Ecco, Sì. devi sapere che fino a quel tempo le audizioni di Piedigrotta, prima delle esibizioni canore, cominciavano con un preambolo che era la rappresentazione di un atto unico di un autore molto affermato all'epoca che scriveva una rappresentazione apposta per queste audizioni di Piedigrotta che precedevano le canzoni. Però diciamo che mentre queste audizioni di Piedigrotta prima avevano un vero e proprio aspetto di gara canora, di competizione, di kermesse, in seguito cominciarono a trasformarsi in una sorta di varietà della canzone, perché insieme alle canzoni furono aggiunti degli sketch, degli interventi comici, i presentatori divennero due e quindi un po' la rivista entrò a far parte di queste audizioni di Piedigrotta che ebbero però la totale trasformazione, ne abbiamo parlato prima, già faceva Capolino, con l'avvento, con il grande exploit dell'industria discografica. Difatti, arrivate le case discografiche, visto che il disco oramai aveva preso il sopravvento su tutto, cosa fecero le grandi case discografiche? Beh, la prima cosa che pensarono di fare, mettere le mani sulle audizioni di Piedigrotta e monopolizzare le audizioni di Piedigrotta, imponendo, quanto più potenti erano le case discografiche, le loro etichette, sia per le canzoni che per gli interpreti. Ecco che allora l'industria discografica modificò l'assetto che fino ad allora era popolare, naturale, sereno di queste audizioni trasmesse attraverso il popolo, dai posteggiatori, dai cantanti nei vari teatri, eccetera. Queste case discografiche, ecco, cominciarono a monopolizzare le audizioni di Piedigrotta, imponendo i propri interpreti, gli interpreti delle proprie scuderie, che dovevano, anche se erano diciamo interpreti di due canzoni, alla fine finivano, come un po' è accaduto spesso, con l'incidere tante canzoni in più. Un esempio eclatante: nel 1934 l'audizione dell'edizione della canzonetta, Gilda Mignonetto, nonostante dovesse cantare soltanto 4 canzoni, alla fine incise ben 20 pezzi. Accidenti, un record quindi- assoluto per la Piedigrotta, giusto? E quindi questo fa capire che più o meno oramai erano i tempi che cambiavano, il commercio, l'industria discografica, un po' gli interessi che variavano e andavano un po' al di là.
di quello che era unicamente il sentimento popolare della canzone napoletana, e ci avviciniamo quindi, poi ne parliamo dopo, alla grande epopea del Festival di Napoli, che va un pochettino a prendere il posto delle grandi audizioni di Piedi E quindi Grotta. abbiamo parlato di musica, di grandi grandi interpreti, di grandi maestri, ma io so questa sera che c'è in sala un grande personaggio. Ma sì, un grande e ti personaggio. pregherei di chiamarlo qui sul palco. Sì, che vorrei presentare, perché mi è veramente gradito questo personaggio, che poi dopo dirai tu il perché qua e cosa ha meritato stasera. Beh, io lo definirei un poeta del XXI secolo, è uno che riesce a tradurre i sentimenti in parola, è uno che con le sue poesie, che poi si trasformano in canzoni grazie alle note di valenti maestri, riesce a descrivere quelli che sono i sentimenti, le interiorità dell'animo umano. Beh, io sono convinto che già da diversi decenni, quando si dice un pensiero, si dice un personaggio, e soprattutto io sono convinto che anche tra un secolo, quando nei libri di storia, di canzoni si leggerà un pensiero, si leggerà Rino Giglio. Un applauso al maestro. Vieni Rino, vieni. Atletico, maestro, buonasera. È un piacere conoscerla. Bene Rino, io ho sintetizzato in una sola canzone, ma sappiamo tutti che tu ne hai scritte tante altre, hai fatto dei musical, hai composto, sì, questa canzone, dobbiamo dirla, anche sostenuto dalle bellissime note del maestro Peppe Vessicchio. Però la tua storia, ecco, la tua storia di poeta da XXI secolo, di poeta metropolitano, quasi ti definirei, non è che comincia e non finisce certo con un pensiero. Ecco, cosa diresti tu di te stesso? Rino Giglio, che parla di Rino Giglio. Guarda, ho superato persino Marzullo. È vero. Buonasera a tutti. Io devo sempre superare la mia emozione, perché sarà l'età o perché questi signori o questo signore ha detto cose su di me stupende e io non sapevo di meritare tanto. Però insomma io sì, ho scritto un pensiero ed è legato ad una situazione privata, e poi insomma l'ha portato al successo Antonio Sorrentino, pace all'anima sua. Ciao Antonio. E quindi cosa dico di me? E che devo dire? Io devo ringraziare la famiglia De Luca, Antonio, il Bolivar e Dio. Posso ringraziare io, Certo. per lei, il suo cuore, per quello che scrive? Grazie. Grazie. E allora, premio questa sera, il premio che viene consegnato dalla bellissima Luana. Ecco qua, qui è un San Gennaro. Guarda, tu stai mirando da quando mi sono seduto, ti posso dare un bacio? Auguri. Quindi premio speciale Piedigrotta in the World 2012 al maestro Giglio. Ah, grazie. Grazie a voi. Ti lascio il microfono. Di nuovo auguri. Felice 2013. Grazie. Felice 2013 a Rino Giglio e a tutti noi. Sì. E adesso cosa succede? Cosa succede è che diamo ancora una volta la parola alla musica, se Certamente. così possiamo dire. Quindi, però tu mi devi svelare sempre quella cosa del Festival di Napoli, di come va a finire quella storia della Piedigrotta Festival. Va Quindi bene. ci vediamo dopo? Ci vediamo dopo. Benissimo. Buon proseguimento. Come mi piace stare su questo palco, chiacchierare e rendervi partecipi poi di questo spaccato di storia, perché se non altro veramente stiamo facendo un viaggio nella musica napoletana. Abbiamo avuto grandi personaggi, continuiamo ad averne, perché è il momento di una bravissima cantante e lei è Laura Gray. Eccola qua. Buonasera Laura! E stasera ci farà ascoltare l'ultima tarantella, Laura Gray.
Tarantella, se mi si rimbetta per farmi dispietta e dispietta mi fa. Io ti vedo, tu guarda sotto occhio, ma rinde ginocchia, ti vedo tremare. Tu va bene, mannaggia va bene. Si spirgiura, si dice che no. Prigioniere sta in fama da tene, prigioniere fa quella che vuoi. Guarda me, come quando mi parlano, mi porta a stare in da chiesa, da Madonna da catena. Come quando mi passaste, che stavo ardente e bella, che stasera si devasa da veleno. Tarantella, tarantella, stu corretto mio perché soltanto io tengo dritte tutti. Ya, babal, stringimi forte, pa vita e pa morte attaccata così. Io non tengo a nessuno e tu lo sai che calvario ha già fatto per te. Ti disprezza per quanto t'amai e nessuno t'amava più di me. Guarda me, come quando mi parlano, mi porta a stare in da chiesa, la Madonna da catena. Come quando mi passaste, che stavo ardente e bella, che stasera si devasa da veleno. Tarantella, tu vista a badirla, una sfera curtiella nascosta c'è sta. Innanzi a stuocchio mi passano vela, stamane non gela e paura mi fa. Io so zingara e saccio ogni cosa, tutte e due siete pronta a partire per segnare sfronnata una rosa, ma non sa che spina son chi. Vada a te, non m'arrenno, non so carne battazzata, sono dannata, sono aliena, mai da stenga zanguinata, sta un'amica ardente e bella, non sa chiesa da Madonna da catena. Tarantella. Laura Gray. Grazie. Vorrei stringerli tutti, ma col cuore lo faccio. Grazie. Ci sono tanti amici che mi vogliono bene, eppure quelli che non lo sono lo diventano attraverso la musica. Grazie e buon anno. Hai detto Grazie. delle cose bellissime perché la musica Grazie. unisce. Non andar via che ti dobbiamo consegnare una statuetta. In ricordo proprio di questa bellissima serata. Questo è per te il nostro San Gennaro. E lei è Laura Gray. Molte grazie. Vorrei salutare tanti amici che ci sono in sala e principalmente il proprietario, diciamo il nostro padrone di casa, che è Antonio De Luca, con i rispettivi genitori, Rino Giglio, il maestro Farina, mia nipote Salutiamo Dalia, veramente tutti, e a tutti allora. quanti, vi abbraccio. Grazie. Grazie. Grazie Laura, grazie. E questo è l'abbraccio di Laura che
cederà il palco ad un altro bravissimo e poi chiederei cantante. un applauso a questa magnifica orchestra. È tutto loro. Grazie. Grazie. Come ho detto prima, sin dall'inizio i tempi sono veramente strettissimi perché abbiamo veramente tanti artisti e tanto da dire. Allora chiamo qui sul palco Luca Nasti, eccolo qua. Buonasera Luca. Buonasera. Ho visto le rondinelle, ma non è ancora primavera. È vero o no? Anzi, ne ho vista una sola. Di rondinelle, ne ho viste una sola. Sì. Una sola rondinella, va ne bene. una. Lui No, è con te Luca. siamo due. Facciamo. Oh, che bello, voliamo, specchiamo il volo. Benissimo. Luca Nasti, rondinella, per voi. Tutti gli amici miei stanno che tu, che si partito e no, che mi lasciato, sono già tre giorni, nessuno si innamora, immaginato, che tu cresciuto un coppo con me, merita di, e torna a rondinella. Torna a st'unito, mo che primavera, gli lascia porta aperta quando è sera, sperando di trovare vicino a me. Volando per città, nuove stramate, tu non puoi sapere che te ne vai oggi o di mai, e se non trova mai chi ti va bene, quando te ne voglio l'amico sa che fai volare, e torna a rondinella, torna a st'unito, mo che primavera, io lascio la porta aperta quando è sera, sperando di trovare vicino a me. Tutti gli amici miei sanno che tu, tutti si sono formati a tutti dire, in tastivo uno soltanto ero più buona amica, non l'ha già vista, non c'è più venuto, fosse partito, e torna a rondinella, torna a sto nido, mo che primavera, io lascio la porta aperta quando è sera, sperando di trovare vicino a me. Luca Nasti. Luca, non devi andare via, perché anche per te abbiamo una statuetta molto bella creata proprio per l'occasione. Non ti dico da chi, perché altrimenti svelerei un altro io rimarrei segreto. qua per la verità. Davvero? Accanto a te a fare il balletto. Oh, che bello, grazie. Perché davanti con una signora sì? ci vuole un balletto vicino. Che bello. Ma prima Ciro ha parlato, sai, del doppio presentatore, sai, presentazione donna, e noi stasera stiamo facendo una cosa carina, dai. Sì, vogliamo sentire cosa ne pensa il pubblico? Cosa ne pensate? No, Vi piace questa cosa? Non sarebbe stato affatto male l'idea? No, non credo. Va bene. No, condividete. Allora, si sta prenotando per il prossimo anno, quindi diciamo, ecco. Questo è per me. Grazie. Ho già rubato troppo. Grazie. Luca Auguri. Nasti. Grazie. Con le sue rondinelle che spicca il volo. E adesso è ancora la volta di un grande cantante, e lui è Mario Cavallini. Eccolo qua, buonasera.
Grazie a tutti, buonasera, tanti auguri a tutti. Io scommetto una cosa, che loro non resteranno per niente indifferenti alla tua canzone, è vero? Giustamente, indifferentemente. Indifferentemente, Mario Cavallini, per voi? Tramonta lui e mi recita l'ultima scena, sta mano in mano senza del mio coraggio ci guardare. Fammi quello che vuoi, indifferentemente, tanto sacci da solo, e ti non so più niente, e dammi sto veleno, non aspettare mai. Dai indifferentemente, se tu m'accidi, io non ti dico niente. Un applauso ai signori professori d'orchestra. Grazie da parte loro. E ridi pure mentre mi scippa pietto che sto cuore non sente più dolore e non tengo più lacrime per te. Fammi quello che vuoi, indifferentemente, quando sacci da solo, e te non so più niente, e dammi sto volere, non aspettare mai. Dai indifferentemente, se tu m'accidi, io non ti dico niente. Dai indifferentemente, io per da te. Grazie a tutti, di nuovo tanti auguri. Mario Grazie. Cavallini con Un indifferentemente. applauso a questa bella Anda Calemme. Grazie, Stupenda. grazie Mario. Non devi andare via perché anche per te c'è un cadeau che viene portato Grazie. direttamente dalle mani della nostra bellissima Grazie. Luana. Grazie a Giro È Giorgi, vero o no grazie che è una a bella Antonio De ragazza? Luca, Oh grazie. ragazzi, il pubblico di Napoli. Molto bene. Grazie Mario, grazie per le emozioni che ci hai donato. Grazie. Come sta andando signori la serata? Bene? Oh, io volevo fare un ringraziamento particolare veramente al proprietario di questo teatro veramente fantastico che ho riscoperto in maniera veramente grande questa sera, il nostro Tony De Luca. Grazie per aver voluto qui questa grande manifestazione, questa kermesse, questa riscoperta di grandi talenti e della grande musica napoletana. Siamo napoletani, signori, dobbiamo amare la nostra città e dobbiamo portare
veramente in alto la musica napoletana, perché dovete sapere che è veramente conosciuta in tutto il mondo. Non c'è cantante italiano che non abbia cantato una canzone napoletana. È vero, mi date conferma di questa cosa? E allora, signori, amiamo sempre di più la nostra città. A questo punto c'è un personaggio che, pensate, ha inciso 36 long play, si chiamavano LP, vi ricordate? E lei è Nunzia Marra, eccola qua! Buonasera! Oh, ma che benvenuti! Oh, eccoci! Grazie Anna! Buonasera, buonasera! Grazie, buonasera a tutti quanti, buone fette feste! E poi dopo vi do l'augurio l'anno nuovo che vi porterà tanto benessere e tanta salute. Oh, che bella questa cosa, meno male che ci vuole un po' Io voglio per tutti. ringraziare col permesso di Anna, assolutamente sì. Voi, voglio ringraziare Antonio De Luca sì? e tutta la sua rispettiva famiglia, che questa sera stiamo tutti bene, veramente belle, perché ha organizzato queste canzoni napoletane che sono belle. Napoli da gamba. Oh, ma insomma! Non può morire la canzone napoletana. Assolutamente no. E tu ci fai fare un salto all'indietro, mi consenti il tuo, è vero, sì, tesoro? certo. Mi fai fare un salto all'indietro nel tempo perché una canzone molto bella è I Due Gardil. Sì. Vero? E allora, signori e signori, per voi questa Io sera ve la dedico con tanto amore. Non si ammarra I Due La Gardil. richiesta di Ciro Giorgio, ok? Grazie. Vai maestro! Nu gardillin da caiola, che un vano sta chiusa e sta sempre a poco intrusa, ma che pena che fa, quando cielo azzurro e compagna suoi va, e questa sta cullare in libertà. Prigioniera catena, forse quarantena, chi stufava perché nulla la pagaiola non passa qui, ma non vede che sul primo d'anno ma non vede che sempre morì. Grazie amori miei, che stanno schiavi la vostra, a uccelli da cagnola, sfortunate sono pure io, come te compagna mia, che non tengo libertà, con dei cornetti con l'ora, e non posso arrabbiare. Ma te cartilla mia, ci matti vorria, tutti quanti, ma perché questo uomo prigioniera scena, vai,
applausi per Nunzia Marra. Onoratissima, grazie, vi amo, vi voglio bene. Guardate che 70 anni di donna. Allora vi ringrazio tanto, con tanto amore. Cosa vi posso augurare? Che ci saranno ancora tanti incontri belli? Lo so, non è possibile. Non era in programma, ci dispiace tanto. Io vi ringrazio tanto, organizzatevi, non vi preoccupate, che faremo un altro teatro. Torneremo qua. Ah, ecco, torneremo, ci dicono da dietro. Sì, certo. Con tante belle canzoni, no una, 3 per 1. Va bene? Prendi 2 e paghi 3. Vi auguro buon anno, amore. Ricordatevi sempre di me, io vi amo, vi voglio bene. Grazie. Nunzia Marra, non andar via, anche per te c'è San Gennaro. Grazie. San Gennaro. C'è da mettere la soia. Sì, sicuramente. Te faccio un po' di fatica, un po' di lavoro per tutti quanti. Amen. In più, come state a fare? Vi ringrazio ancora, ciao. Grazie. Anna. Un bacio. Baci. Baci. I vostri volti. Perché dovete sapere che grazie a questo teatro si guardano tutte le vostre facce. Io vedo gli assensi, i consensi. Vedo che veramente vi state divertendo. E allora continuiamo a divertirci. Chiamiamo qui il nostro Peppino Di Bernardo. Ma buonasera, Peppino Di Bernardo. Mi interrogano sempre. Ho capito, però non l'abbiamo fatto apposta, ve l'assicuriamo. Non era preparato nulla, vero no? No, Confermi questa cosa? Confermi. Io non dico mai le bugie. Comunque buonasera a tutti. Come si va? E questo è l'importante. So che stasera ci farai scatenare. Metto a parte un attimino le mie note, quello che compongo naturalmente. Sì? E ho scelto Di Cagno e Califano, O Soldato Innamorato. E allora Peppino Di Bernardo, Soldato Innamorato, mi raccomando cantatela con lui allora. Minimo. Naturalmente. Grazie Anna. Prego. Volvo pensiero, niente voglia, niente spera, niente sempre a fianco a me. Sii sicuro che stiamo, non mi sono sicuro di te. Oi vita mia, oi cuore che sto cuore, si stato prima amore, io mi perludo ma saprai con te. Quanta notte non ti vedo, non ti senti in tasti braccia, non ti faccio che sta faccia, non ti stringi forte in braccia a me. Ma scedanno ma sti sogni, ma fai chiacchiere per te. Oi vita mia, oi cuore che sto cuore, si stato prima amore, io prima e l'ultimo ma saprai con me. Scrive sempre sta contento, io non penso che a te solo, no pensiero mi consola che tu pensi solamente a me. Ah, più belle tutte belle, non è mai più belle te. Oi vita mia, oi cuore che sto cuore, si stato prima amore, io prima e l'ultimo ma saprai per me. Oi vita mia, oi cuore che sto cuore, si stato prima amore, io prima e l'ultimo ma saprai.
grazie Peppino Di Bernardo, avete cantato pure voi, vero? Oh, meno male, grazie Peppino. C'è anche una statuetta per te, non devi andare via, perché guarda un po'. Babbo Natale? No, San Gennaro. È quello, sì. Eccolo qua. Alzo le mani. Sì, Grazie, dalla nostra bella Luana è stata portata e ringraziamo. Grazie al Bolivar che ha voluto questa edizione ancora una volta e grazie anche alla direzione di Ciro Giorgio. Grazie al pubblico. Benissimo, e logicamente è un ringraziamento va anche. Ciao a tutti, grazie Anna, ciao. Buon anno. E adesso cosa succede? Mi sa che c'è il quarto momento di Giuseppe Giorgio. Eccolo qua. Eccomi qua, come sono? Dopo 4 momenti sono cambiato, sono invecchiato. Assolutamente no. Hai sentito il mio sondaggio prima? Sì, è tutto bello, tutto gradevole, anche la storia della canzone, anzi in particolare della Piedigrotta. Vedo che le persone annuiscono, quindi ascoltano volentieri. Sono felice di questo. Dunque abbiamo parlato delle audizioni, abbiamo parlato dei grandi interpreti, abbiamo parlato di questo dei grandi cambiamenti che ci sono stati e quindi proprio di questi cambiamenti, perché poi abbiamo parlato anche di un festival. Esatto, e allora raccontami un po'. Eccoci qua al grande festival di Napoli, che arriva un anno dopo il Festival di Sanremo, e c'è da dire che appena un anno dopo il Festival di Napoli nel 1952, nella sua prima edizione, non si fece mancare davvero niente, addirittura 2 orchestre, un'orchestra napoletana diretta dal famosissimo maestro Giuseppe Anepeta ed un'orchestra italiana, quella del famoso Cinico Angelini, ed anche gli interpreti sulla scia di Sanremo erano di tutti i rispetti ed arrivarono al Festival di Napoli personaggi come Gino Latilla, Carla Boni, Nilla Pizzi, e devo dire che da lì a poco c'è il Festival di Napoli, alla pari del presepe di Edoardo in Natale in Casa Cupiello, per i Natali diventa una cosa davvero religiosa. Che bello! Perché il Festival di Napoli per i napoletani è diventato davvero una cosa religiosa. Quando c'era il Festival di Napoli la città si fermava. Tutti erano riuniti in una specie di momento onirico che era capace di unire i bassi della sanità con i superattici di via Petrarca. Non c'erano distinzioni di classe, non c'erano distinzioni sociali. Tutti erano uniti in un solo nome, quello della canzone napoletana. E qui scatta l'applauso, guarda, del pubblico che ama la musica napoletana. Grazie. Ed era un momento, per così dire, catartico, un momento così speciale per i napoletani, tant'è vero che nel 1961 il grande Dino Risi, nel suo film Operazione San Gennaro, immaginò che il momento cruciale del furto fantomatico alla Cappella del Tesoro di San Gennaro avvenisse proprio durante lo svolgimento del Festival della canzone napoletana, e per la precisione mentre cantava il grande Sergio Bruni, in modo tale da approfittare della città immersa con gli occhi davanti ai teleschermi per perpetrare questo furto. Beh, questo Festival della canzone napoletana che registrò interpreti grandissimi, posso citare forse quello più popolare, Domenico Modugno, con l'interprete della famosa Tu sei una cosa grande, o l'interprete dei Record, il grande Aurelio Fierro, che vinse ben 5 edizioni del Festival di Napoli. Beh, come detto, il Festival di Napoli quindi rappresentò i napoletani nel mondo, era l'orgoglio dei napoletani, ed il Festival di Napoli rappresentò per il periodo dal 1952 al 1971 l'emblema di una Napoli che rinasceva sotto il segno di quello che forse è uno dei più grandi patrimoni dei napoletani, quello canoro, che si tramuta in cultura, che si tramuta in arte. Beh, il Festival di Napoli, come abbiamo detto, ebbe grandi interpreti, ebbe grandi passioni, addirittura fra questi interpreti tanti ritenevano più importante il Festival di Napoli che quello di tante Sanremo. altre cose della loro vita, di quello di Sanremo, così come gli autori. Beh, tanto per citarne uno, tra gli autori del Festival di Napoli ci stava un certo Giuseppe Marotta,
l'autore del famoso Oro di Napoli, che addirittura per aver visto esclusa una sua canzone non esitò a schiaffeggiare un grande giornalista componente della giuria reo di aver votato contro la sua canzone. Stiamo parlando di Giuseppe Marotta, che tutto quello che guadagnava per i romanzi lo spendeva per le canzoni. Povero Giuseppe Marotta, però ci ha lasciato il suo capolavoro Mare Verde, che guarda caso, poverino, raggiunge il successo non con il Festival di Napoli. Il Festival di Napoli andò avanti per tanti anni finché in effetti dovettero subentrare forse troppi interessi che andavano al di là della canzone e cominciò inesorabile il suo declino, che culminò nel 1971, quando la RAI, approfittando di presunti brogli, approfittando di un parapiglia che si creò tra interpreti, autori, discografici su presunte irregolarità mai provate, la RAI alla chetichella fece sparire le telecamere, saggendo poi di fatto la fine del Festival della canzone napoletana. Un Festival della canzone napoletana che a tutti noi manca ancora, ma che c'è da dire all'epoca fece festeggiare molti artisti che addirittura, ecco, tra questi c'era il grande Sergio Bruni che mi raccontava spesso che lui, quando seppe della fine del Festival di Napoli, addirittura disse: io con la mia famiglia ho brindato con lo champagne, perché molti artisti dell'epoca arrivarono al punto da ritenere, per come si era evoluto il meccanismo, il funzionamento di questo Festival di Napoli, addirittura molti artisti lo ritenevano dannoso a quel punto per la canzone napoletana. Ma secondo me non era così. Il Festival di Napoli era e rimane il più grande esempio di diffusione moderno della canzone. Ecco, forse le canzoni attraverso lo schermo televisivo non riuscivano ad avere il calore del popolo, non riuscivano ad avere la trasmissione che era tipica delle audizioni di Piedigrotta che si svolgevano tra la gente a contatto con il pubblico. Ma c'è da dire che tra le centinaia di canzoni del Festival di Napoli vi sono davvero tanti capolavori abbandonati e forse mai cantati. Quindi nel 1971, ecco, finì il Festival di Napoli, ci sono stati dopo delle edizioni organizzate da Mediaset, eccetera. Ci fu una edizione famosa del 2002, tu ne sai qualche cosa? Sì, vinci il Festival di Napoli su Rete 4, è vero, l'anno dopo che lo vinse il grande Mario Merola, è vero. Esatto. E sì. Quindi queste edizioni di cui ci hanno dato la possibilità, ecco, di conoscere e di apprezzare nuovi interpreti, tra queste, ecco perché ho fatto accenno a Ti ringrazio. Diciamo, la Giuseppe. storia del Festival di Napoli finì un po' così, forse come tutte le cose belle di Napoli. Esatto. Ci è stato un po' rubato, come poi in effetti ci è stata rubata la Piedigrotta, e come ci sono state rubate tante altre manifestazioni che ci rappresentavano così bene nel mondo da suscitare invidia. Devo dire che oggi però iniziative come questa ci lasciano ben sperare. Sono lodevoli, anzi. Mi diceva prima il direttore artistico Ciro Giorgio che addirittura per il prossimo anno immagina una nuova Piedigrottissima in the World con delle canzoni inedite. Addirittura? Quindi è un nuovo embrione per una nuova rinascita del Magari Festival cantare una vecchia e una nuova? Non lo so, ma non lo sappiamo. A vedere. Però a questo punto, parlando di festival, dimmi tu cosa dobbiamo fare adesso. Cosa dobbiamo fare? Dal momento che abbiamo detto che questo è un festival, come ogni festival ha un premio speciale, ancora un altro. Sicuramente a questo punto mi è molto gradito a presentarvi un personaggio, ecco, come parlare di Festival di Napoli, come parlare della storia del Festival di Napoli. Io stasera quando parlavo ogni tanto lanciavo lo sguardo in prima fila perché veramente ne sa davvero tanto, ecco, è anche uno storico della canzone, è figlio d'arte, ha scritto numerosi volumi dedicati ai grandi interpreti femminili partenopeica, ha scritto un grande saggio sulla regina degli emigranti, parlo ovviamente di Gilda Mignonette, ha scritto un altro saggio sulla grande interprete Ada Brucia e ultimamente con Luca Torre editore ha scritto quello che secondo me è l'opera maggiore su quello che riguarda la storia del Festival di Napoli. Lui è l'autore
tra l'altro di questa enciclopedia del Festival di Napoli, merita sicuramente questo premio speciale. Sto parlando di Antonio Sciotti. Antonio, vieni. Buonasera Antonio. Beh, quando non so qualcosa la chiedo a lui. Un'enciclopedia vivente, è allora. Un'enciclopedia vivente che mette su carta tutto quello che è frutto delle sue approfondite ricerche. Ogni volta che io chiamo Antonio Sciotti per un appuntamento, o lo trovo alla Biblioteca Nazionale o lo trovo con la testa immerso nel suo immenso archivio privato fatto di copielle, di partiture musicali, di testi, di autografi. È un'enciclopedia vivente. Antonio, con la tua enciclopedia della canzone e soprattutto questa enciclopedia del Festival Napoletano hai offerto davvero un contributo a noi storici e a noi appassionati. Secondo te cosa andrebbe fatto ancora per salvaguardare questa canzone che noi e tu in particolare tanto amiamo? Beh, innanzitutto buonasera e auguri a tutti. Io ogni volta che scrivo un libro, caro Peppe, il mio obiettivo principale è quello di restituire alla memoria storica e riportare alla luce fatti e misfatti e quindi canzoni e personaggi legati al mondo di Cantanapoli, in modo tale che questo non si dimentica. Ho scelto nell'ultimo libro quello del Festival della canzone napoletana perché mi ero reso conto che fra tanti libri in circolazione c'era una lacuna incredibile per quanto riguarda la musica napoletana degli anni 50-60 e quindi ho pensato di colmare questa lacuna scrivendo questa enciclopedia. Ecco, ora giusto per fare un esempio, questa sera abbiamo avuto sul palco una delle protagoniste di questa grande manifestazione che è stata Laura Gray. È stata molto applaudita per l'ultima tarantella, però qualcuno, anzi proprio un mio amico che stasera mi ha accompagnato, ha detto ma che brava questa signora. E allora ecco, questo è importante invece, non dire che brava questa signora, è una donna che ha avuto 40 anni di palcoscenico e che è stata protagonista di un film, è stata protagonista di tanti spettacoli in Rai, in televisione, canzoni alla finestra, allora però non c'era niente per testimoniarlo, quindi sembrava quasi che uno parla a bambera. E quindi invece scrivere un libro, scrivere un'enciclopedia è importante perché restituiamo alla memoria storica tutti questi cantanti che hanno fatto delle belle cose in passato e anche nel presente. E allora nel ringraziare sì. il nostro grande maestro, io lo voglio chiamare così, premio speciale Piedi Grottissima 2012 a Antonio Sciotti. La statuetta, eccola qua, la statuetta, la nostra statuetta. Oh, San Gennaro, ma insomma. Ecco qua, grazie. Sì, San Gennaro, eccolo qua, consegna ufficiale del premio con la foto di Dito logicamente e ancora... Grazie. Niente, volevo ringraziare ovviamente perché quando si riceve un premio, che sia una statuina, che sia una medaglina, è sempre una soddisfazione perché appaga tanto lavoro nascosto. A volte scrivere delle cose costa tanta fatica, stare ore e ore su un libro antico, giù una cantinola all'umido e non si trova. Quindi... E poi devo dire una cosa, è stato un bel regalo di Natale perché... Ora vi spiego, questa enciclopedia rispetto ai libri che ho scritto precedentemente è andata molto bene, ho ricevuto congratulazioni anche da Roma, da Torino, lettori che hanno avuto, perché ha avuto una bella distribuzione nazionale, però rispetto ai libri precedenti non era stato premiato, mi ero quasi rassegnato perché è passato un po' di tempo e invece quando proprio mi ero messo l'animo in pace, ecco qua che mi chiama l'organizzazione del Bolivar De Luca, l'amico giornalista Peppe Giorgio e il direttore di questa Piedi Grottissima Ciro Giorgio e dico tanto sei stato premiato, quindi ringrazio queste persone e la dedico a voi. Quindi mai dire mai nella vita, premio veramente speciale allora al nostro maestro Sciotti, grazie per essere stato qui con noi. Complimenti Antonio Sciotti. Questa sera, sì. Ma quanti ricordi questo Festival di Napoli? Ma quanti bei ricordi, ma tu devi sapere, aspetta, dimmi, ti racconto una cosa, devi sapere che la mia passione per la musica è veramente, sin da bambina ce l'ho avuta, però a 13 anni facevo la conduttrice di un programma radiofonico
che si chiamava Bambini divertiamoci insieme. Perché vi racconto questo? Perché dopo di me c'era un programma dedicato proprio alla musica napoletana e in quella saletta io ho visto entrare i più grandi della musica napoletana, tra i quali anche il mio caro amico, così lo devo reputare, Roberto Murolo, che per il quale ho scritto una canzone bellissima, vi posso suonare? Scusatemi ma mi emoziono. E quindi ecco, questo mi avete veramente riportato alla memoria tanti bei ricordi e io per questo vi voglio e ti devo ringraziare questa sera. Grazie Giuseppe. Grazie a tutti voi, grazie, buon proseguimento. Oh wow maestro, bellissima questa cosa. Bene, ci riprendiamo un attimo da queste grandi emozioni, da questi ricordi che mi hanno un po' riportato indietro nel tempo. A questo punto musica con Pina Canestrelli, eccola qua! Buonasera! Buonasera a tutti, tanti auguri, buon anno. Che cosa ci fai ascoltare questa sera? Sì, prima di farti ascoltare io vorrei dire una cosa. Dimmi tutto. Grazie, al di là del grazie a Tony De Luca che ci ha dato l'opportunità di essere qui questa sera, a Ciro Giorgio che ha organizzato tutto, dico io ragazzi, ma un applauso ad Anna Calema lo vogliamo fare? Grazie! Grazie! Canzone appassionata. Pina Canestrelli! Alberi piccoli l'aggi piantato, crescendo la coppena e questo una vantagata già me l'ha spazzata e tutte frunne cagnano colore, carote, socce, frutta e tutto quanto erano roce e se so fatta amara, o cuore dice il giovinotta amante e cosa amara tiene sto cuore che canta i mattini e sera, scende da Dio e non può stare asciutato, e mo non canta manca a primavera, chi voglia bene non mi fa felice, forse sta in cielo destinata e scritta, ma sento che l'urita antica dice, non so come hanno cuore, ti voglio bene, tu mi fai a morire. Chiagni pa' amore e cado chianta mia, rinda sta testa o chianta sta racquando, schioppa una bella rosa e gli va pulire. Fatta chiagne, ciao mamma, le righe, rosa mia tu mi perdona, si da scarpa sarà senza coscienza, c'è sta l'urita che c'è da ragione, fa bene scorda e si fa male, pensa c'è buono. Ti voglio bene, tu mi fai morire. Grazie. Pina Canestrelli, godi ancora di questo applauso perché veramente te lo meriti. Grazie a te, grazie al pubblico.
Aspetta, non andar via, no, anche per te c'è la statuetta di San Gennaro. San Gennaro, pensaci tu! Oh, finalmente! Grazie, buonasera. Grazie. Benissimo, e noi continuiamo con la musica, con la bella musica e con le belle voci. E adesso è la volta di Stefania Pacini, eccola qua. Buonasera. Buonasera a tutti. Che ci fa ascoltare proprio una canzone che è stata citata da Giuseppe Giorgio prima, perché il cantante che l'ha interpretò proprio al Festival di Napoli, che lo vinse, ricordando quindi il grande Domenico Modugno. Stefania Pacini, Tu sei una cosa grande, per voi. Tu sei una cosa grande per me, una cosa che mi fa innamorare, una cosa che se tu guarda me, un amore così guardano te. Vorrei sapere una cosa da te, perché quando tu guarda così, sicura tu ti senti morire, non dice e non mi fai capire, e dille una volta sola, sicura tu stai tremando. Una cosa grande per me, una cosa che tu stesso non sai, una cosa che non hai già avuto mai, non bella così, ma così grande. Pure tu stai tremando, e dille che mi va bene con mia, gran mia, con mia voglio bene a te. Tu sei una cosa grande per me, una cosa adesso non sai, una cosa che non hai già avuto mai, non era così, ma così grande, ma così grande, ma così grande. Grazie. Stefania Pacini, Tu sei una cosa grande, lo dice anche il pubblico. Grazie a tutti. No, aspetta, non andar via, anche per te. Un cadeau, un ricordo di questa bellissima serata, almeno spero. Sicuramente sarà così, è vero, chiedo conferma ancora una volta al pubblico. Bene, Grazie a tutti. E siamo quasi addirittura d'arrivo, sì signori, è vero, come no? No, e mica ci siamo stancati, no, la musica è bella e va ascoltata tutta, benissimo. Abbiamo tanto la notte giovane, si dice anche questo, giusto maestri?
E andiamo avanti perché adesso è la volta di un certo Vicky, grande amico Moriello, eccolo qua! Salve, salve, buon anno, buon Natale a tutti. Salve, Chan. Ciao, ciao, ciao. E che ci fa ascoltare è... L'ultima perla di Renato Carosone, un applauso perché lo merita il maestro. Bene. Scritta da Mattone, una canzoncella dolce a dolce. Una canzoncella dolce a dolce, dolcemente cantata da Vicky Moriello. Per voi! Ha girato un mondo sotto in coppa e all'ingrassato sono arrivato qua. Mi porta sempre a più pianoforte perché non saccio sta senza suonare. Facitemi cantare una canzoncella che a tutti quanti io voglio dedicare. Andiamo a cantare la canzoncella dolce a dolce che parte da Napoli e lontano può arrivare. La canzoncella che facesse tua pace a tutta gente che in pace non c'è sta. Una canzoncella che trasesse dentro corpo potesse fare rumore per chi non può sentire. Una canzoncella che dicesse a tutti quanti volete più bene, sono contenta. Mi piace ne guaglione innamorare, se pega strette s'abbracciare, perché se voglio bene uno con l'altro e tutta la vita insieme voglio stare. Oi ne bastano pochi sentimenti e poi cantare con me chi vuol cantare. Andiamo a cantare la canzoncella dolce a dolce che parte da Napoli e lontano può arrivare. Una canzoncella che facesse tua pace a tutta gente che in pace non c'è sta. La canzoncella che trasesse dentro corpo potesse fare rumore per chi non può sentire. La canzoncella che dicesse a tutti quanti volete più bene, sono contenta. Vai maestro! Una canzoncella che trasesse dentro cuore potesse fare rumore per chi non può sentire. La canzoncella che dicesse a tutti quanti volete più bene, sono contenta. Oh, 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 grazie, un grande applauso a questa magnifica orchestra. Vicky Moriello! Grazie, grazie. Eccoci qua, consegna ufficiale della statuetta come ricordo di questa serata per te dalla nostra
bella Luana e ancora una volta grazie. Buonasera, grazie. Cari signori, come tutte le cose belle, anche questa bella serata ormai volge al termine. E allora io voglio ringraziare veramente la nostra grande orchestra, eccola qua, e presentarli uno per uno al pianoforte il maestro Vittorio Cataldi, eccolo qua. E poi al basso Carlo Sparano. E lui alle percussioni Johnny Depp. Eccolo. Ancora la batteria Gianluca Mirra. Al sax Giuseppe Di Colandrea. Che tipo da stadio, come mi piace. E per finire il nostro mandolinista, eccolo qua, il nostro violinista, il Rattacorige, Adolfo Tronco. Grazie per queste note veramente di questo strumento straordinario, di questo strumento per antonomasia napoletano, se non mi sbaglio, il violino, giusto? Beh, allora, oddio, come mi dispiace dirvi arrivederci, tanto è un arrivederci, non è un addio, di questa cosa ne sono veramente sicura. Volevo ringraziare la famiglia De Luca, al quale veramente facciamo un grossissimo applauso, grazie per questo bel teatro. Maestro, lei si distrae. Maestro, lei si distrae. Sì, lei si distrae. Vogliamo ringraziare anche i tecnici. Allora, tecnico audio Giuseppe Polito, un grande applauso perché veramente hanno fatto delle cose straordinarie per noi questa sera con la manina da lassù, grazie. E ancora il tecnico delle luci Raffaele Contegno, eccolo là, lo vedo, non lo vedo, lo intravedo, e il nostro macchinista Walter Gallucci. Grazie veramente di cuore a tutto lo staff di questo meraviglioso teatro. A questo punto vorrei qui accanto a me colui che mi ha fatto da cicerone, ecco, perché ci siamo addentrati un po' nel mondo della piedigrotta, il nostro Giuseppe Giorgio, eccolo qua. Grazie. Mi è piaciuto Cicerone. Ti è piaciuta questa cosa? Bene, sono contenta. Caro Giuseppe, veramente ormai mancano pochi minuti, però pochi ma buoni, come si suol dire. Pochi ma buoni. Della serata. Sì. Volevo ancora, approfittando della tua presenza, ringraziare i maestri che ci hanno onorato della loro presenza, quindi i premiati speciali di Piedigrotta in the World 2012. Se mi permetti voglio ringraziare anche i ballerini che ci hanno anche aiutato, così Carmine Rullo e Luana, quale porgiamo loro un applauso, ma non li vedo, loro sono timidi, ma dopo verranno sul palco sicuramente. E a questo punto, eccoli, finalmente, la bellissima Luana, grazie Luana della tua bella collaborazione. E a questo punto, non so, mi manca una canzone particolare, una canzone, non lo so, sai, ci sta, il nome più comune a Napoli qual è? Antonio, Totonno. Totonno. E quando uno dice Totonno, a che cosa pensa secondo te? Non lo so io. Si può pensare a tanti Totò, tipo Totò, Antonio De Curtis, il principe della risata, oppure Totonno e Quagliarella, o no? Perché no Totonno e Quagliarella? Perché no Totonno e Quagliarella? Una delle canzoni più struggenti del repertorio napoletano, una vera poesia, una composizione dello stesso autore di O Sole Mie, pensa un po', Giovanni Capurro, sì. Ma più che l'autore parlerei degli interpreti di questa grande composizione poetica, di questa grande e struggente canzone, per consentirti poi di chiudere questa serata con una presentazione un po' particolare. Totonno e Quagliarella c'è da dire che raggiunse proprio il massimo successo proprio dopo la morte dell'autore Giovanni Capurro nel 1920, quando ad interpretarla intervenne il grande Raffaele Viviani. Il grande successo di Totonno e Quagliarella appunto è raggiunto con l'interpretazione di Viviani, che la mise nel suo repertorio e la portò davvero in giro per il mondo. Dopo Raffaele Viviani c'è da dire negli anni un altro grandissimo interprete di questa canzone è stato un altro attore vivianeo per eccellenza,
Nino Taranto. Oh. Però ecco, dopo due grandi interpreti come Raffaele Viviani e Nino Taranto, mo a te un bel compito proseguire e dire qual è il terzo interprete che segue questi due. Sì, perché questo lo lascio dire a te. Me lo lasci dire a me, ho capito perché Anzi, io vado via, tanto tu vai vengo per via. i saluti. Ti Va lascio. bene, a va dopo, bene. A dopo. E dunque, lui è eclettico, lui è istrionico, lui è un mattatore nato, lui è un grande organizzatore, lui è una persona che praticamente fa Italia, New York, Italia, praticamente quasi 2 volte, 3 volte l'anno. E lui è l'organizzatore di questo evento, Ciro Giorgio! Eccolo qua! Ma come? Ma scusate, dovete sapere che dietro le quinte c'era un po' di whisky. Adesso non vi garantisco nulla, signore e signori, Ciro Giorgio. Fai scendere come a me, senza timore, che fai una morte, e a mia vita. Io sono contento meglio un signore, perché tengo una faccia e una camicia. E quando metto la lingua in pulita, con una faccia la lingua in un paglietto. E beh, quando si mandava alle frite, chi fosse buono, a sapere la ricetta. Se l'uomo tutti i chiacchi volesse sentire ricere, quanta fasola e cicere, si metteria a scartare, perché sto servo fosse da donne e guagliarelle, o ci sei in da cassella, non so fa mai mancare. Ci siamo noi scarpare, poveriel, e mi sembra che portava la luce. E a certo le scassaia o pagariel e poi si lamenta. Perdete a voce. Adesso rimessi. Quando è stagione, magari scende sulla una buona fritta e un parole forte. Non piazzi male, mezzo non si trolla, io riesco un po' in da capi morte. Che tengo figli, già penso, e faccio ogni altra campa e gli esco la campata. Se è palucana, sotto un balcone, se non mi frisca e può passare un tratto. Riguardo il taffiatorio, ma scorcia buona mano, e addosso a penna ianaca, trovate sempre a me, buttiamo tutta a bordo, fin quando che si campa, rimane forse la lampa, sicuro ria a studiare. Che brutta cosa che è a tirare la carretta quando nessuna mano butta rosa. Non sentire consigli l'ondaretta che senza lui che non ha voglia. Per spartire ha già avuto qualche botta, ma non mi sono messo mai a paura. Una volta per un incendio a fuori grotta, salvai a rendere fuoco in una creatura. Quando io sono morto, andai a sta crapa, nessuno chiagna, manca un momento,
le segue belle pronte in capo e va a casa lì il riconoscimento. Quando è fornuto l'opera, essendo milionario, s'ha da calare si pari e s'ha da ricettare, perché se serve questo, torni in quagliarella, o ci sei in casella, non soffro mai magari. E quando libra mia sarà fornuta, nessuna dicerà sia bello e brutto. E prima dall'ultimo saluto, ne voglio la giulitra e l'asciutto. La feste come me, la vita va presa con filosofia. Filosofia, andiamoci a casa, vieni a casa. Grazie. Cino Giorgio! Porto casona cu non stemma a rete, una cupolella che vi si è rasata e passa scampagnando con tu lei come un uap per te fa guardare. Tu fa l'americano, americano, siete vedi tu fa. Tu vuoi vivere alla moda, passa e bevi whisky e soda, o ti siete disturbato. Tu ballo rock and roll, tu giochi a baseball, e soldi becca a me, chi te li dà la borsetta di mamma. Tu vuoi fare l'americano, americano, fascinati di donne, sempre a me non c'è sta niente a fa. Ok, napolitano, tu vuoi fare l'americano, tu vuoi fare l'americano, whisky e soda, rock and roll, e whisky e soda, rock and roll, tu vuoi fare l'americano, tu vuoi fare l'americano. Oh! E dai! Sei sempre qua, puntata qua, miezza sta via, non mangi più, non dormi più che fa umbria. Uè picceri, che venerdì sta gelosia, tu vuoi soffrire, tu vuoi morire, ma gli do fa fare. Tu un abbraccio a tua mamma, non facciamo picceri, prima tutta la verità, che mamma te lo capire. E passa e spazio sotto al suo balcone, ma tu sei guagliona, tu non conosci a femmina, sei ancora così giovane. Tu sei guagliona che devi saccare, ma io come allora, ma buona vissilla, ma te non mi fa ridere. Tu un braccio a tua mamma, non facciamo vincere, prima tutta la vita, che mamma te lo capire. Canta Napoli, Napoli Casanova. Hola. Cara, non ci mettere un pensiero con me. Senti, forse è meglio che non faccia sapere. Oggi sono stato appuntamento con 3, 1 e 5, la del 7. Nate 9 e mo' con te, vai! Alright, so che very nice, che ci posso fare? So chic, fumato che filtro gioco a baccarà. Pardonna, ma come le donne sanno rassegnare. Cino Giorgio, Casanova, mi volete e so che qua. So che very nice, che ci posso fare? Fumato che filtro gioco a baccarà. Ma come le donne sanno rassegnare. Cino Giorgio, Casanova, lo saluta e sono voi.
E adesso, grazie, vorrei chiamare sul palco tutti gli intervenuti alla manifestazione. Sì. Però prima di questo voglio dare il premio anche a te. Grazie, che bello! Un applauso per Anna Calemme. Grazie! Al nostro Peppe Giorgio, presentiamo uno per uno tutti i nostri partecipanti. Peppe, dove sei? Peppe Giorgio, eccoci qua! L'emblema, il simbolo di Napoli nel mondo. Infatti Napoli nel mondo dovete sapere che è rappresentato proprio dalla canzone napoletana e da San Gennaro. Infatti la festa di San Gennaro viene festeggiata quasi in tutto il mondo. In America ci stanno 30, 40, 50 feste di San Gennaro. A Las Vegas, a Los Angeles, a New York. Io ne faccio 2, Las Vegas e Los Angeles. Speriamo di fare le altre, ma portiamo avanti la nostra tradizione, le nostre canzoni. Grazie a tutti quanti voi che avete partecipato e a tutti i cantanti qua. Grazie. Grazie a tutti. Veramente a tutti, grazie a voi. Tutti quei fazzoletti. Grazie al pubblico. Ehi! Era la festa di San Gennaro, quanta folla per la via, quella da compagna mia, me ne andavo a passeggiare. C'era la banda del Pignataro che suonava il parsifallo, il maestro sul piedistallo ci faceva deliziare. Nel momento culminante del finale travolgente, mi sa tutta che sta gente sa fumare una zazza. Cantiamo insieme tutti! Oh! Aru sa zazza! Oh mamma mia! Aru sa zazza! Senta Isaia! Para zazza! E tu per tutto ai me! Chi avrà la zazza? Che mamma zazza me! Andiamo a trovare! Quella cippa pressa, andiamo a trovare con la banda in testa. Questa sa, e tutta quanta magrita. Senza ca, za 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 za. Non faccia fa, e se vede non sa sta. Za. Passerella per tutte le signore, passerella. Grazie veramente a tutti. Auguri, buon anno. Appuntamento per Piedi Grottissima in The World 2013. Ciao, auguri a tutti. Ciao. Ok, grazie. Ciao, buonanotte e auguri ancora a tutti quanti voi, grazie. Ciao a tutti, grazie. Grazie di essere stati con noi. Grazie a tutti gli artisti. Grazie.